Allora ragazzi, mi sono un attimino fermato per vedere un pochino di organizzare meglio le domande, ce le avevo un pochino sparpagliate. Allora, abbiamo Luca Laurano che incita un bel saluto, ciao amico mio. Ovviamente mi dice, ma Eddie, perché la valigia si porta e la porta non si valigia? Un classico rompicapo tipo è nato prima l'uovo o la gallina. Comunque, non lo so amico mio, vedi un pochino di dirmelo tu magari nel commento che scriverai appunto qui sotto. E poi ovviamente un'altra bella domanda è quella perché ho scelto il nome di Edward. Ovviamente scritta da un altro bel ragazzone, un altro grande amico, vediamo un pochino da questa parte. Allora, David Zanna, qual è il tuo vero nome e allora perché ti chiami Edward? Allora, in pratica questa bella domandona me l'hanno fatta anche altri, però questo è il primo ragazzo che prendo ovviamente per rispondere. Allora, questa è anche un'altra bella storia da raccontare. Allora, attenzione, intanto vediamo di entrare qui da questa parte, perfetto, siamo riusciti a entrare immediatamente nel nostro passaggio, più che passaggio a livello, pedaggio. Ok, paghiamo quanto? 19 euro, benissimo. Allora, vi cito che appunto io prima di iniziare a giocare, come appunto sto facendo adesso con un PC del genere, non è che avevo un computer molto potente, ovviamente non ricordo neanche le caratteristiche, comunque erano di quei computer che si accendevano con la manovella di legno per dare appunto un pochino di spinta al processore, comunque un computer vecchissimo, proprio in legno, massello, proprio perfetto per giocare. Comunque no, un computer in legno che non mi permetteva di giocare a dei giochi molto potenti all'epoca, come erano appunto mi sembra, no, Battlefield 3 ancora non era uscito, comunque dei giochi molto pesanti come appunto Formula 1 2010 credo, Formula 1 2011 e così via. Comunque quindi in quel periodo appunto di assenza per quanto riguarda i videogiochi un pochino più pesanti, come appunto i giochi che notiamo fino adesso, Crysis 2, Crysis e quei giochi appunto di quel calibro, anche i vecchi Assassin's Creed, giocavo appunto ai cosiddetti browser game, che adesso neanche mi ricordo i nomi, comunque quei giochi dove bisognava costruirsi la propria città, andare avanti, costruire ovviamente il municipio, la caserma, fare i soldati, continuare a distruggere, conquistare città, una specie di Rome 2 Total War, Shogun, visti solo dalla sezione della campagna, senza entrare in combattimento. Beh, e io in quel periodo cercavo un nome che fosse, come dire, adatto a ogni gioco che giocavo, perché non è che giocavo a un solo gioco del genere, ovviamente c'era il gioco che era ambientato nell'antichità, il gioco che era ambientato nel Medioevo, il gioco che era ambientato per esempio nell'era azteca, roba del genere, quindi sceglievo sempre lo stesso nome. In quel periodo ovviamente ero appassionato, e ancora lo sono, di un film che mi è piaciuto tantissimo, è un film con Robert De Niro e il protagonista non ricordo il nome, che appunto si chiamava Edward. Il film si chiama Limitless, adesso non mi ricordo precisamente il nome di questo attore, comunque potete trovarlo perfettamente in qualsiasi motore di ricerca. Comunque mi è piaciuto tantissimo il ruolo di questo personaggio, e quindi ho deciso di chiamare Edward ovviamente qualsiasi PG che avrei giocato in questi giochi, chiamiamolo PG, in questi browser game, e quindi appunto ho deciso di chiamarmi in questa maniera anche su YouTube. Il nome 1678 non è una data particolare, cioè in pratica nel momento in cui ho scritto Edward ho scelto un paio di numeri a caso, occhi chiusi, cliccando sulla tastiera sono usciti quelli. Alla fine non è che c'è un vero significato, visto che qualcuno ha detto probabilmente porca miseria, mannaggia, me l'ero proprio dimenticato. Vediamo di rallentare un attimino, fate 50 km/h la velocità massima, va bene, cioè, cerchiamo di mantenerla un attimino, rallentiamo un attimino, grandi. Allora, e quindi appunto ho scritto anche questi numeri che non hanno un vero e proprio significato. Comunque il nome viene direttamente da quel film, dal protagonista di quel film, che davvero mi è piaciuto molto, e soprattutto anche il suo ruolo in quel film è davvero molto, come vi dicevo, scusate un attimo, quei numeri appunto non hanno un vero e proprio valore, comunque li ho scelti in quel modo. È appunto un film che mi ha fatto davvero molto ridere, mi è piaciuto davvero tanto, comunque è quella appunto perché ho scelto questo nome. Comunque intanto vediamo di scegliere un'altra bella domandina, visto che siamo ormai nei pressi della nostra cittadina. Vediamo un po' non mi ricordo neanche il nome, maledizione, di Metz, perfetto. Diamo un'occhiata. Altri video di Battlefield, un altro amicone, Giuseppe Macaluso, grande amico mio, arriveranno, tranquillo. Bellissimo video, vediamo un pochino chi scrive, Piero Peracchi, vediamo un po'. Bellissimo video, però per ragghiare come fai tu e per seguirlo al meglio devi essere con un altro giocatore, almeno uno. Ovviamente questo era nel video di Battlefield 4, ovviamente, infatti ho aggiunto all'interno della mia lista amici altre persone. Ragazzi, continuate a inviare le vostre richieste d'amicizia, perché ovviamente cercheremo di giocare insieme in modo tale da divertirci nella maniera migliore. Intanto vediamo un attimino di rallentare verso il nostro passaggio a livello, vediamo un pochino di avanzare verso questa zona, ok? Un attimino, vediamo di fermarci immediatamente da questa parte, ok, perfetto. Allora, mi sembra che
ormai abbiamo pagato, dobbiamo prendere direttamente un bel pass appunto per arrivare direttamente nell'altro stato. Allora, vediamo quello che possiamo combinare. Avanziamo un attimino, avanziamo, perfetto. Mi sa che ancora non c'è come dire, la zona giusta. Ancora un altro pochino, maledizione. Avanti, lo faccio in 11ª marcia per non distruggere direttamente il nostro motorone. Allora, vediamo di trovare un'altra bella domandona. Allora, non hai mai pensato di giocare a Formula 1 Eurotrack con il volante? Questa già l'abbiamo detta in passato. Vediamo un po'. E come hai conosciuto il Comenda veneziano? Da parte di Lancia Capretti, perché le altre domande ovviamente avevo già risposto. E oppure giochi con il controller, mouse o tastiera di Fabio Maisto? Allora, rispondiamo prima a Fabio Maisto. Gioco sia con il controller che con come dire, con la tastiera. Ovviamente non ho il volante, come appunto ti ho detto, non ho altri dispositivi tipo il Nostromo o roba del genere, o anche la cloche appunto per giocare tipo Battlefield per aumentare l'esperienza appunto di gioco all'interno di un aereo o qualcosa del genere. E come ho conosciuto il Comenda veneziano? Allora, ci conosciamo da parecchi anni, abbiamo iniziato tutti e due a giocare a Shogun, credo nello stesso periodo, e quindi mi ricordo una sera, una mattina, un pomeriggio anche in una chat, eravamo appunto un paio di persone e appunto ci siamo ritrovati, abbiamo combattuto mi sembra contro oppure con, c'era addirittura anche Cree, ovvero Piadina, e quindi abbiamo giocato insieme, quindi ci siamo conosciuti da una semplice partita Shogun 2 Total War. Vediamo un pochino, un'altra bella domanda. Ciao Edward, ti volevo chiedere, scusami amico mio, allora vediamo un po', ogni quanto tempo carichi i video di Rom 2, in che ordine? Di Marco Silvestri. Allora, i gameplay che carico di Rom 2 Total War, come ovviamente tutti i gameplay, non sono caricati in un ordine preciso. Il giorno in cui ovviamente mi ritrovo al PC, quando mi siedo al computer, in base alla voglia che ho di giocare, secondo che gioco ho intenzione di giocare, quindi gioco. Ovviamente non c'è un ordine, quindi una sorta di calendario settimanale quando escono determinati video, perché secondo me non si può avere in tutto il mese, in tutto l'anno, quel giorno stesso, sempre per esempio il mercoledì, la voglia di giocare a Rom 2. Può essere che uno è andato a scuola, ha preso un brutto voto, un 2 in un compito, ovviamente non ha voglia di giocare completamente né a Rom né a Battlefield, forse un pochettino a Battlefield, ammazzi qualcuno e pensi di aver ucciso, che ne so, chi ti ha messo quel voto. Comunque non c'è un ordine per caricare gameplay, in particolare Rom 2 Total War non c'è un ordine. Nel momento in cui mi viene la voglia di caricare Rom 2 Total War, carico Rom. Se nello stesso giorno ho appunto voglia di giocare a due giochi contemporaneamente diversi, Battlefield e Rom, faccio la stessa cosa. Oppure ci sono quei giorni che non carico appunto nulla, proprio perché ci sono determinati motivi, o per esempio motivi appunto problemi di salute, come appunto i raffreddori qui d'inverno sono comuni, addirittura lo studio. Infatti qualcuno di voi mi ha domandato che scuola faccio. Vediamo un pochino se posso trovare la persona che ha domandato questo, visto che siamo in tema. Mi sembra che adesso non la riesco a trovare, appunto perché davvero le domande sono tante. Vediamo un pochino da un ultimo sguardo. Comunque chi l'ha domandato sicuramente adesso lo saprà. Mi dispiace amico mio, però non riesco a trovarti. Comunque adesso che ti rispondo. E allora, frequento l'ultimo anno, come ovviamente 18 anni, del liceo scientifico, e quindi ecco perché a volte sono anche molto occupato con diverse materie, ecco perché appunto non carico spesso i gameplay, quindi ecco perché anche non c'è, attenzione, qui le macchine d'assedio qua che stanno lavorando, non c'è un particolare ordine, però questo è in secondo piano l'ambito dello studio, perché il primo piano ovviamente è la voglia che ovviamente metto nel momento in cui si fa un gameplay. Allora, vediamo un po' quale scheda grafica hai. Di Alexander The Player, GTX 580 della Asus, come ti ho detto prima. Come ti è venuto in mente di aprire il canale di Alexander Player? Come al solito, ovviamente te l'ho spiegato in passato, c'è tutta la storia. Complimenti, sei davvero bravo, è una mia impressione, ma questo Battlefield mi sembra un po' più facile rispetto al 3 di GR94. I giocatori vengono segnati continuamente sulla mappa, è un'impressione o è davvero così? Io non so se è la verità, ti posso dire anche la mia impressione. Secondo me questo Battlefield 4 è molto più articolato di Battlefield 3, ci sono davvero nuovi menu, nuove mappe, nuovi, come è giusto che sia, nuove armi, roba del genere, quindi per quanto riguarda ovviamente l'ambito che i nemici vengono selezionati molto spesso sulla mappa, è vero, l'ho notato anch'io, ma forse perché ci sono questi UAV, forse quegli aeroplani tipo Call of Duty che continuano ad apparire nella mappa e rivelano la posizione del bersaglio. Poi ovviamente anche perché forse può essere anche un'altra ipotesi, nessuno usa il silenziatore, quindi quando sparano si nota continuamente. Comunque anch'io ho notato questa impressione che hai avuto tu.
Allora, sto per acquistare Romulo Total War di Beppe Longo. Che statistiche ha il tuo PC su cui gira? Te le ho dette, ma Romulo Total War non lo gioco al massimo perché c'è forse qualche problemino di ottimizzazione, però ovviamente lo gioco ad alto, quindi lo stesso si vede bene. Di Kataslisl 1999, segui la Formula 1 reale? Se sì, chi tifi? Sì, la seguo, non tifo la Williams perché è una casa che mi piace giocarla, ma tifo la Ferrari, come ovviamente è giusto che sia, bella casa italiana, e ovviamente sono ovviamente interessato a seguire questa scuderia. La Williams è una scuderia che mi piace proprio perché tanto tempo fa montava il motore BMW, e siccome la BMW è una delle mie macchine preferite, mi piace appunto siccome mi sembra di ricordare che quando ancora correvano i vecchi piloti nel 2006-2005 la macchina montasse un motore BMW, e per questo mi è sempre piaciuta, però ho sempre tifato Ferrari e non altre scuderie. Va bene, se ho intuito leggi anche libri oppure altro, d'altronde uno che parla così bene legge molto. Qual è il tuo libro preferito? Mi sembra che qualcuno mi ha domandato anche dei fumetti. Adesso vediamo di affrontare l'ambito lettura e terminiamo, ragazzi, perché altrimenti il viaggio è finito, e come potete ben vedere siamo arrivati a destinazione senza neanche accorgercene, e comunque mi piace davvero questa storia del fuck you, davvero queste domande sono molto interessanti, perché ovviamente vi do anche un'immagine di come possono essere i miei interessi e così via. Comunque un altro video arriverà dove risponderò alle altre vostre domande. Continuate a scrivere le nuove domande su questo video di Euro Truck Simulator prima di concludere, quindi rispondiamo a queste domande. Eccoci arrivati, ragazzi, risponderemo all'ultima domanda di questo gameplay. Come potete vedere siamo sotto la pioggia battente, vi starete domandando ma siamo pazzi, siamo ripartiti con il carico dietro le spalle? Vediamo un po'. Potete vedere che la nostra motrice, il nostro rimorchio l'abbiamo lasciato appunto nella fabbrica. Sono entrato dentro la falegnameria, ho lasciato il carico, ho preso i soldi, ho fatto il parcheggio come si deve, adesso mi sono lanciato nella strada di raccordo proprio per intraprendere l'avventura letteraria che mi avete domandato. Allora, un ragazzo Superman 2 player, Eddie, farai mai una serie sul gioco di Star Wars? Oppure ti piacciono i manga? Se sì, qual è il tuo preferito? Affrontiamo anche l'ambito dei manga, fumetti e l'ambito letterario. Allora, per quanto riguarda Star Wars, ci muoviamo, ragazzi. Per quanto riguarda Star Wars, l'unico gioco di Star Wars che ho giocato, se si può chiamare, se può essere un gioco appartenente alla serie, è circa 10 anni fa ho giocato a un gioco molto simile a quei giochi che c'erano su PlayStation 1, tipo Crash Bandicoot, la corsa delle macchine, tipo Super Mario degli anni 90. Ho giocato a un gioco che rappresentava la gara degli sgusci, davvero bisognava impersonare Anakin, addirittura Sebulba, personaggi del genere che correvano appunto tra le dune della montagna rocciosa, con delle, chiamiamole auto, ma neanche astronavi spaziali, terrestri, una cosa del genere. Si dovevano acquistare i potenziamenti per la velocità, la trazione, oppure l'aderenza nelle curve, la potenza dei motori, la resistenza. Quindi un gioco che non è ovviamente possibile trovarlo al giorno d'oggi perché è davvero molto antico. Comunque non credo che farò altri giochi perché la serie di Star Wars mi piace solo a guardarla, non a giocare un gioco del genere, però davvero quel gioco mi è piaciuto. Però per quanto riguarda gli altri titoli della serie, se ne hanno fatti, non mi sono neanche interessato, non ho intenzione di farli. Per quanto riguarda l'ambito letterario, ragazzi, ci muoviamo, vi devo investire, maledizione, cioè siamo fermi qua da un'ora sotto il ponte, però fatemi passare, maledizione. Come dire, per quanto riguarda l'ambito letterario sono molto appassionato di libri, ho letto nelle ultime settimane lo Hobbit, un po' in ritardo. Comunque è un libro che mi è piaciuto tanto, ne ho letti parecchi nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, però quello che mi ha colpito di più è stato appunto lo Hobbit, per la sua ambientazione, la sua rappresentazione. Ve l'ho citato anche in un video di Battlefield 4. Comunque è stato il mio preferito, anzi è il mio preferito in questi ultimi che ho letto. Per quanto riguarda le nuove serie di libri che ho intenzione di intraprendere, appunto il Trono di Spade è tra i miei preferiti, sempre ambientazione fantasy, ho letto la trama, ho visto la serie televisiva, anche non in maniera dettagliata, però ho intenzione di iniziare questo altro libro. Mentre per quanto riguarda l'ambito fumetti, sono davvero un appassionato di fumetti sia americani che di manga. Per quanto riguarda i fumetti americani è da un po' che li colleziono, circa 300 fumetti di Diabolic, però per quanto riguarda, ragazzi, mi dispiace ma voglio passare io, troppo tempo ci stiamo impiegando. Per quanto riguarda invece gli altri fumetti, ovvero maledizione, ragazzi, scusate un attimo, per quanto riguarda invece gli altri fumetti di ordine giapponese, ovvero i manga, quelli ovviamente li ho iniziati a leggere da qualche mese, non da qualche anno come appunto avviene per Diabolic. Scusate ragazzi un attimino, c'è troppo incomodo da queste parti, mi dispiace, il palo lo rimetterà il comune, mi dispiace, fatemi passare che altrimenti qua ci addormentiamo noi. Scusate signora, vado avanti, qua c'è un ingorgo, passate e mi faccia passare, maledizione, tranquillo. Ok, vediamo di tornare un attimino indietro, attenzione, quel camion non passa, però stai fermo tu con quella legna, passo prima io, passo prima io. Ok, allora vi dicevo appunto
appunto leggo manga da meno tempo dei fumetti. Oh mamma mia, attenzione, ci sta addormentando una botta di caffè, amico mio, c'è la tazzina là sotto, prendila, beh, bravo, perfetto. Vi dicevo, per quanto riguarda i manga, sono un appassionato da poco tempo, ovvero da qualche mese, circa 6 mesi, invece con i Diabolic è una storia che va avanti da parecchi anni, però anche i manga mi piacciono parecchio, anzi è il genere che sto leggendo di più in queste ultime settimane. Infatti da poco mi sono arrivate nuove serie, appunto messe da poco nello scaffale principale, comunque per quanto riguarda la mia serie preferita sto leggendo tante serie, ve le elenco adesso ma solo brevemente, perché ragazzi, se volete affrontare un argomento diverso dai videogame, come per esempio i manga, qualcosa che mi piace anche a me, ma come vedo vi piace anche a voi, possiamo dedicare un intero gameplay anche a questo argomento, magari parlare insieme di svariati tipi di manga, i manga che ci piacciono di più, le caratteristiche, il disegno, tutti vari argomenti, quindi fatemi sapere anche questa idea, potrebbe essere molto interessante di effettuare un gameplay esclusivamente su quest'ambito. La serie che mi è piaciuta di più per adesso è L'Attacco dei Giganti, forse una delle più famose in questi ultimi tempi, davvero molto interessante. I primi 3 fumetti, ne ho ordinati anche altri 2 e ho intenzione di continuarla. Sveglia amico mio, 2 schiaffi nella faccia, avanti, svegliamoci, maledetto, bravo. Ok, e quindi ho intenzione di continuarla, mi piace tantissimo, però i commenti, i dettagli su queste serie li affronteremo se ovviamente vi piace questa idea di fare un gameplay, sempre con sotto Euro Truck Simulator, inerente a questi nuovi argomenti. Un'altra serie che sto seguendo, che sto leggendo, è Jumbor, un'altra serie molto interessante. Un'altra serie invece è Prison School e Cage of Eden. Sono delle serie che mi piacciono parecchio, però il mio preferito, come vi ho detto, buonanotte, è L'Attacco dei Giganti, davvero molto interessante, ve li consiglio se ragazzi non li avete ancora letti, sono davvero molto particolari, molto intriganti, che ti lasciano attaccato con gli occhi dritto in ogni pagina del fumetto, del manga, senza appunto lasciare appunto quella pagina, proprio dovete rimanere incollati al fumetto per ore e ore prima di staccarvi e andare a fare qualcos'altro. Mentre per quanto riguarda Diabolic non sto a dirvi i titoli perché ne ho così tanti che lo scaffale dove sono messi sta quasi per crollare, ne ho dovuto mettere dei sostegni, e niente, avrò circa 300 fumetti di 3 serie diverse, la serie in bianco, la serie in nero e la serie di diversi colori. Credo che se siete appassionati anche voi li conoscete. Comunque questa era l'ultima domanda di oggi, perché ovviamente non ci siamo arrivati, anche se ci stiamo mettendo a girare per il paese senza un obiettivo e ovviamente non è bello. Quindi ci fermiamo adesso sulla A4 della nostra bella autostrada parigina, sulla corsia di emergenza, vediamo di fermarci non oltre le 3 ore, perfetto, altrimenti ci ritirano la patente, e quindi ragazzi torniamo immediatamente nel nostro menu. Spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto, purtroppo alla fine il viaggio è finito, non siamo riusciti più a continuare con le domande, anche perché altrimenti verrebbe un video lunghissimo di un'ora e mezza, quindi vediamo di dividere le domande nei diversi gameplay di Euro Truck Simulator 2. Fatemi sapere per quanto riguarda questa prima avventura del Fuck You Time, che come vi ho detto è anche per me la prima volta, quindi non so voi come appunto, se appunto avete avuto la vostra risposta, magari se non l'avete avuta oppure pensate qualcosa di diverso da quello che vi ho risposto, potete scriverlo appunto al di sotto qui appunto nei commenti disponibili, in modo tale da sapere la vostra opinione. Fatemi sapere per quanto riguarda l'ambito fumetti, manga, libri, perché è davvero molto interessante, potrebbe davvero essere una discussione molto interessante. Quindi ragazzi ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay, fatemi sapere che cosa ne pensate di questa bella avventura che abbiamo quest'oggi appunto condiviso, e ci becchiamo al prossimo gameplay. Vi annuncio che tra qualche giorno arriveranno dei gameplay di Rome Total War e anche di Formula 1, mi sto esercitando parecchio, il gameplay di Canada verrà davvero un gioiellino. Ciao a tutti ragazzi!